Sì, io credo che oggi dobbiamo essere ulteriormente orgogliosi di quanto questa regione riesce a produrre. Andiamo con l'istituzione e con l'ulteriore finanziamento di questo centro a varcare un nuovo confine della ricerca medica, andiamo a intraprendere un cammino che solo nei paesi più avanzati è già stato intrapreso. Io credo che abbiamo qui in Veneto la possibilità di utilizzare le nostre biobanche e le nostre cell factory in maniera estremamente produttiva per poter fornire un ampio spazio alla ricerca medica, in particolare per quanto riguarda la ricerca della medicina rigenerativa. Le cellule staminali, la ricerca sono tutti dei nuovi fronti aperti nella medicina che permetteranno nel prossimo futuro di fornire ulteriori prestazioni di altissimo livello ai nostri pazienti, fornire soprattutto ai nostri malati di malattie importanti come anche la leucemia, e per non parlare anche di tutte delle patologie legate all'occhio e anche alla ricrescita di tessuti ossei e anche di tessuti cartilaginei. Sono tutte nuove frontiere che noi stiamo varcando e che credo che grazie ai nostri ricercatori potremmo sicuramente portare a dei risultati di grande rilievo.